trota necessita di acqua molto pulita, è considerato un termometro biologico, sente molto la qualità dell'acqua, se non è buona la trota soffre, non si riesce ad allevarla. La trotticoltura, direi proprio italiana, nasce negli anni 50 proprio in queste aree, nelle aree del fiume Sile, e direi che proprio l'area del Veneto e del Friuli è maggiormente concentrata alla produzione italiana, dove abbiamo le migliori acque e fiumi di risorgiva. L'allevamento della trota è un allevamento intensivo, si alleva nel fiume, viene raccolto in vasche di terra battuta o di cemento e ha un ciclo di produzione dall'uovo fino alla taglia commerciale di 1 anno e mezzo. C'è una selezione genetica, diciamo che ci sono i cosiddetti riproduttori, che sono dei pesci che vengono selezionati nel corso della loro vita perché sono cresciuti bene, velocemente, in maniera sana. Da qui si ha proprio la crescita dell'avanotto, una fase larvale che dura un paio di mesi, e da qui ci sono tutte le varie fasi di crescita della trota per arrivare poi alla taglia adulta. Controlliamo tutto il processo di filiera, dalla nascita dell'uovo fino alla vendita sul banco. Facciamo parte di un'associazione a livello italiano dove sono stati fatti negli anni certificazioni, capitolati sull'alimentazione e sulle modalità di allevamento, dove bisogna rispettare soprattutto il benessere del pesce. Negli anni 90 c'è stato lo sviluppo della grande distribuzione che sicuramente ha anche modificato il nostro approccio sul mercato e nei confronti del consumatore. Parliamo di trasformazione vera e propria, parliamo sempre di prodotto freschissimo ma che viene trasformato in filetto, e ancora di più negli anni abbiamo anche realizzato dei prodotti ad alto contenuto di servizio, cioè veloci da cucinare, pratici e soprattutto sani. Siamo nel laboratorio dove qui facciamo tutti i prodotti ad alto contenuto di servizio. Qui ci sono quei prodotti veloci, ideati anche per il bambino. Maciniamo insieme il nostro filetto di trota e realizziamo dei preparati quali hamburger, polpettine, che sono ideali per i bambini perché sono privi di spine ed alto contenuto nutrizionale. La nostra azienda è un'azienda team, è una squadra di persone che hanno ovviamente delle preparazioni specifiche. Oggigiorno si cerca sempre più di trovare delle figure specializzate, biologi, persone che hanno studiato la materia, perché è importante allevare nelle migliori condizioni, qualificarci con certificazioni, bisogna essere sempre al passo.